via la 14ª edizione di Euterpe Agrigento Mediterraneo in Musica, la rassegna concorso nazionale delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale. Ne parliamo con l'anima di questa iniziativa, il professore Tesè. Sì, non potevamo partire meglio con questo pomeriggio che apre questa settimana di Euterpe. Quest'anno abbiamo questo respiro europeo, abbiamo la partecipazione di una orchestra giovanile olandese che insieme ad altre orchestre come l'orchestra del liceo Majorana, l'orchestra Blue Jeans e l'orchestra dell'Esseneto hanno animato questo pomeriggio bellissimo, un'orchestra colorata, piena di entusiasmo e non potevamo partire meglio di così, quindi siamo molto contenti di questa apertura. La prossima settimana entreremo nel vivo con le orchestre che come al solito vengono da diverse province della Sicilia e non solo, e quindi si animerà di colore, di musica, di atmosfera, di emozione in questa cornice bellissima e unica che è la Valle dei Templi, con questo scenario incredibile, e quindi ci onoriamo di rappresentare questo nostro territorio con le eccellenze musicali in un posto che forse è unico al mondo, una delle pochissime rassegne che si tiene all'aperto in una cornice così splendida, quindi sempre buona musica a tutti. Euterpe sta per avere la nuova partenza quest'anno, il 2018, siamo alla 14ª edizione. Anche quest'anno moltissime scuole medie ad indirizzo musicale, ma un'inaugurazione particolare con la partecipazione di tante orchestre fuori misura, orchestre XL fuori concorso, tra cui anche, oltre il liceo musicale, il Majorana, l'Esseneto, la scuola che ospita, gli ospiti dell'Olanda, l'orchestra giovanile della città di Laia, del Paesi Bassi. Ecco, ce l'abbiamo qui il maestro, una sua impressione, cosa porta di questo sole, di questo panorama in Olanda? It was a wonderful experience and we were very welcome here. È la seconda volta che l'orchestra di Laia viene in Sicilia, la prima volta 6 anni fa, hanno avuto una prima impressione, tanto gli è piaciuto che hanno chiesto se potevano ritornare, e così per la seconda volta quest'anno sono stati i nostri ospiti, con grande piacere. Una valutazione, cosa ne pensa Euterpe al via alla 14ª edizione? Ma sicuramente è un evento molto importante per il comprensorio agrigentino e merita di essere sempre più valorizzato nell'armonia delle scuole, come così è avvenuto in questo momento quasi internazionale, oserei dire, tra l'orchestra olandese, la nostra orchestra del liceo Majorana e l'orchestra dell'Esseneto e quindi anche l'orchestra Blue Jeans. Quindi questo significa che è la testimonianza che la musica è veramente un collante ed è altamente formativa. Siamo molto contenti di aver dato il nostro contributo come liceo musicale e speriamo in altre occasioni di poter ancora continuare a dare il nostro contributo.